Io innanzitutto, dopo tutti questi scienziati, devo dire, sono terrorizzata a cosa vi racconto, perché noi in realtà siamo la parte operativa. Cioè, come già vi ha raccontato l'ingegner Federica, io la conosco per nome, eccetera, io mi occupo di informatica di laboratorio in un'azienda sanitaria, quindi lavoro sul campo come tutti voi. Non sono una laboratorista, ma lavoro fianco a fianco dei laboratori. Per non so quale curiosa situazione mi sono vista a cooperare con la Regione Piemonte per quanto riguarda un progetto mastodontico di sistema integrato regionale di sanità elettronica, cioè un obiettivo che ormai si sono posti un po' tutte le regioni in un modo differente dall'altro. Come voi poi sapete, i laboratori sono una delle parti più informatizzate di qualunque sistema sanitario, di qualunque ASL, sono quelli che sono partiti per primi, sono quelli che hanno come si dice, le caratteristiche fisiche per poterlo fare prima di tutti. Allora, all'interno di questo progetto si è detto ok, lanciamoci e facciamo la parte dei laboratori, anche perché a monte di tutto questo ci sono delle premesse da fare. Nella commissione regionale che si occupa dei laboratori c'era stato tutto uno studio per riuscire a razionalizzare ovviamente la spesa. Sapete che siamo tutti in bolletta, Piemonte per primo, non so voi, ma è così, per cui tutti lì ad arraffazzonarsi per cercare di risparmiare. I laboratori costano, vengono fatti un sacco di analisi, allora si studia l'appropriatezza, si studia questo, però una delle cose importanti da dire e da fare, cerchiamo di razionalizzare. Quindi le analisi, io non sono una laboratorista, quindi scusatemi i termini magari non appropriati, però alcune cose le ho intese, sono 11 anni che lavoro fianco a fianco con voi, quindi qualcosina ho imparato. Una delle cose che ho capito benissimo è che ci sono delle analisi specialistiche che se le voi fate in un laboratorio costano X, se le fate in un altro costano 3 volte X, perché ci sono i reagenti scadono, se non si ritrovano tutte queste sufficienti campioni non possono essere elaborati, quindi oltre a lunghezza nei tempi di refertazione, quindi di consegna al clinico dei risultati perché possano essere presi provvedimenti, ci sono anche dei costi elevati, perché oltre un certo limite non si può attendere, quindi vengono fatti dei cosiddetti, tra virgolette, sprechi, non in senso maligno, ovviamente. Cosa succede? Allora che la Regione Piemonte ha stilato un documento, una delibera regionale, aiuto, sì, le premesse, ecco, in cui si diceva innanzitutto che l'assistito deve essere al centro del sistema, e questo è ovvio, ormai assodato, se ne parla in tutti i consessi, ma è una realtà acquisita e voluta da tutti. Cosa significa? Che il poverino, non so da voi, ma nelle nostre valli, vive a Cuneo piuttosto che in Val di Susa, quando deve fare un esame specialistico cosa pigliava? Il treno, il torpedone, che ne so, arrivava a Torino alle Molinette, da noi purtroppo, dove si fanno tutti gli esami. Allora, questo oggi, 2011, questo era stato emesso un po' prima, ma comunque già allora non è più possibile. Bisogna che l'assistito, ovunque sia, tramite gli strumenti tecnologici che ci sono, possa avere gli stessi servizi e la stessa qualità. Quindi assistito al centro del sistema significa che lui può fare il suo bravo prelievo ovunque sia, le analisi partono e vanno dove devono andare, in laboratori che sono razionalizzati in un certo modo. Questo anche perché per risparmiare sul trasporto. Io non sono molto brava con le presentazioni, ve lo dico subito. Allora c'è questa delibera regionale che studia la mappatura dei laboratori e studia com'è strutturata la rete, quindi differenzia tutti i laboratori a seconda di dove sono e del tipo di prestazioni o di esami che verranno fatti. Quindi ci saranno quelli più grandi, quelli più piccoli, ovviamente all'interno delle ASL. Cioè è il discorso che ha fatto il dottor Pradella prima sul 1 a 1, cioè laboratorio, ospedale o bussolotto come lo vuoi chiamare, a un grosso laboratorio e tanti piccoli laboratori satelliti che ricevono, eccetera. Quindi questa è la premessa, la necessità di razionalizzare. Tutti contenti, dicono ok, per fare questo i laboratoristi hanno detto bene,
forniteci gli strumenti, come facciamo noi? Perché cosa succede in una situazione del genere? Che io mando la provetta al laboratorio da cui mi devono fare l'esame, questo laboratorio deve riconoscere e deve processarla. Quindi deve avere tutte le garanzie perché questo funzioni, deve essere sicuro. Bisogna quindi che questa trasmissione delle informazioni venga fatta nel modo più corretto. Obiettivi quindi che ci siamo posti, dicevamo, oltre a tutto l'aumento dell'efficienza, le diagnosi specialistiche uguali su tutto il territorio, e questa era una delle cose, inoltre delle richieste da remoto, e qui siamo al punto di cui vi stavo parlando. Cosa significa? Che il laboratorio inviante o il centro prelievi o quello che può essere invia la sua richiesta direttamente al sistema con le caratteristiche a lui note, dopodiché questo viene recepito dal sistema centrale e nel laboratorio ricevente l'obiettivo cos'è? Di poterle ricevere senza dover però fare nulla di che. Uè, calma, su. L'ultimo, ecco, non era quello, vabbè, non importa, l'ultimo che è scomparso era quello di permettere anche la postalizzazione dei referti. Cioè il nostro povero paziente della Val di Susa, magari con 250 anni per gamba, non è il caso che si sposti anche a ritirare i suoi referti. Glieli si può mandare magari nell'ufficio postale più vicino, dal medico di base, eccetera. Quindi gli obiettivi fondamentali di questo progetto erano due. I vincoli. I vari laboratori ovviamente e le varie aziende sanitarie hanno fatto degli investimenti perché l'informatica è andata avanti, il progresso, e quindi la gente ovviamente ha investito per migliorare determinati servizi, anche perché erano ovviamente richiesti. In più c'è un'autonomia progettale che è in coerenza con SIS, cioè questo progetto di sanità elettronica regionale aveva come punto molto importante il fatto di lasciare autonomia alle singole aziende di realizzare i loro sistemi, conformità con le specifiche nazionali, con tutti gli standard di cui ci ha parlato ampiamente e molto bene il dottor Stradella, e non ultimo direi, perché a me preoccupa un pochettino, non produrre il famoso Big Bang, provette che viaggiano un po' dappertutto senza che nessuno sappia né di chi sono né dove vanno, eccetera, che mi sembra una cosa che abbastanza spaventa, perlomeno a me. Evitare la duplicazione dei dati e non ultima, ma purtroppo anche attuabile, cioè necessaria e così, la normativa per la privacy che comunque incombe su tutte queste cose. Noi non ci occupiamo di tutte queste cose, però sono i problemi che sono venuti fuori. Il modello organizzativo è quello che vi ho raccontato, nessuna variazione operativa dei vari LIS, cioè giustamente gli operatori dicono ok, ci sta bene, noi le varie analisi le mandiamo lì, però dico non è che io mi devo cambiare la mia configurazione perché l'esame me lo fanno laggiù e allora quelli per prendermelo lo vogliono così, cioè ognuno, l'utente poi allo sportello, ormai sapete benissimo che sono abituati ad andare per codici, quindi loro hanno quello, sanno cosa fare e almeno sbagliano di meno. Questo doveva rimanere invariato, era una delle cose fondamentali. L'accettazione nei list locali, quindi responsabilità di questo ovviamente, perché siccome sono dei campioni e materiale diciamo sanitario è importante che sia controllato, non è che le pigliamo e vanno dove voglio, quindi un'accettazione nei list locali. I reparti inviano al proprio laboratorio che provvede all'eventuale inoltre ai laboratori specialistici. E non ultimo il fatto che il laboratorio che riceveva i campioni si ritrova già in qualche modo in carico il suo campione e lo può processare senza problemi e con la garanzia che a tutto il controllo è stato dato già nel laboratorio inviante. Come piccolo così a tu, ma non mi interessa particolarmente perché è più di tipo informatico questa cosa, è un modello informatico federale che garantisce l'autonomia dei LIS, cioè non andiamo a cambiare i LIS di tutti i laboratori e invece ci sarà una struttura, il progetto vorrebbe che ci fosse una struttura intermedia che fa da smistatore, da controllore, che si aggancia all'anagrafica regionale, cioè che fa da filtro, diciamo così, e da traduttore, da tracciatore, come questa cosa qua. Questo sarebbe il progetto, ma subito ci siamo fermati lì perché abbiamo detto ok, e le criticità? Ce ne sono, a parte i soldi, e vabbè, questo lo diamo per scontato, questa criticità la teniamo nascosta, ma se riesco a farlo venire.
Al primo punto abbiamo messo la codifica delle analisi, perché i LIS parlano tutti linguaggi diversi, per cui quello che io chiamo, permettetemi Pinco, perché potrei, insomma, magari non lo chiama proprio Pinco, lo chiama Pincolino. Io una cosa che so, per esempio, però ditemi, magari sbaglio, è la creatinuria piuttosto che la creatinina è una delle poche cose che ho imparato, ecco. Altro problema grosso che noi non trattiamo in questo particolare, che è più squisitamente di tipo informatico, è la configurazione e la stampa di etichette identificative dei campioni. Cioè ogni LIS ha la sua caratteristica di codifica stampa delle stampe, campioni, provette, eccetera, e questa è un po' problematica, ma ci sono dei flussi studiati internazionalmente proprio per risolvere questo nostro problema. Noi qui non lo trattiamo, ma era una delle cose. Codifica analisi, ok, abbiamo detto questo è quello che sembra costi di meno e quindi proviamo ad occuparcene. Questa è stata la nostra, l'identificazione del paziente, aspetta, ce ne sono altre, connessioni di rete, ma queste le diamo così per superate perché sono a livello un po' sopra dei laboratori, perché l'identificazione del paziente è un discorso di tipo regionale, ovviamente. La connessione di rete pure, se non ci fanno le infrastrutture, le autostrade, cioè non andiamo da nessuna parte, facciamo prima col piccione viaggiatore. E questi erano i vari punti. Sicurezza e privacy, di nuovo torna sempre a stressarci. Abbiamo articolato il progetto in un certo numero di cose, quindi le integrazioni locali con particolare attenzione. In Piemonte, in questo particolare periodo, c'erano già degli accorpamenti di aziende sanitarie locali, quindi erano degli piccoli accorpamenti, quindi magari 3 aziende sanitarie e un'azienda ospedaliera, con quindi 3-4 differenti laboratori, se ne formava una sola, e uno degli obiettivi era quello di avere lo stesso sistema informativo per i laboratori. Quindi una delle cose è cercare di integrare nelle aree, perlomeno di incominciare utilizzando degli standard e prevedendo degli sviluppi futuri e delle predisposizioni con il ipotetico L-Gate regionale, la stesura delle codifiche regionali e vabbè, poi ci sono le famose procedure legali e la progettazione dell'L-Gate. Passando più sul pratico, abbiamo detto ok, codifiche delle analisi. Cosa esiste nella nostra realtà? Abbiamo qualche cosa di già costruito comune a tutti. Nomenclatore regionale, nomenclatore locale, delle configurazioni, ogni LIS ha il suo ovviamente. Poi cosa c'è? Quello regionale e nazionale che è quello che è, come sappiamo e come giustamente ci faceva notare il dottore, è che questo non è un vero e proprio nomenclatore ma è un tariffario. Poi c'è il nomenclatore dei LEA e poi così è venuta fuori la parola LOINC, cioè queste codifiche internazionali, questo nomenclatore internazionale. Allora abbiamo incominciato a confrontarci e a vedere quali erano le differenze tra le varie cose. Questo, come vi dico adesso, questa diapositiva è proprio da profano, nel senso che io ho preso le codifiche della creatinina nel nostro LIS di laboratorio e lì vabbè, adesso ce n'è qualcuno, non so se hanno un significato vero, comunque mi sono uscite 4 voci. Poi ho preso il nomenclatore regionale, ne sono uscite 2, i LEA me ne sono uscite 3 e poi ho preso le codifiche LOINC e qui ho incominciato pagine, una cosa persino un po' forse esagerata giustamente, ma non dobbiamo dimenticarci che nei LOINC non ci sono solo gli esami di laboratorio, le analisi di laboratorio, ma quelle codifiche, cioè nasce come codifiche di laboratorio, tant'è che si chiamava laboratory, Pradella magari è più bravo di me con le sigle, laboratory eccetera, ma poi è stato cambiato in logical perché sono state inserite non solo le analisi di laboratorio ma tutte le prestazioni farmacologiche. Oggi ci sono anche le anatomie, le radiologie e ci sono anche analisi dopo farmaco, posologia, insomma c'è di tutto un po', esatto, però comunque c'è tutto, forse c'è persino troppo. Il troppo lo vediamo noi che abbiamo tentato di lavorarci sopra. Abbiamo costituito allora un gruppo di lavoro. Come prima vi avevo raccontato che c'è una commissione informatica che si è occupato di emanare la famosa delibera, quindi i nostri mandatari.
e abbiamo detto ok, datemi degli strumenti per poter incominciare a fare questa cosa. E dalla commissione di laboratorio sono stati scelti 6 specialisti di laboratorio, esperti in configurazione delle aziende sanitarie, che qui elencate, che a voi ovviamente non dicono nulla, ma sono con caratteristiche diverse, nel senso che sono territoriali, piccole, grandi, insomma sono di dimensioni diverse e con caratteristiche diverse. Questo perché? Per affrontare proprio un problema che potesse essere differente e valutare tutte quelle che sono le varie problematiche. Queste persone sono dei laboratoristi, cioè io ero l'unica informatica del gruppo, in realtà loro sono tecnici, biologi, chimici, comunque gente che lavora da sempre in laboratorio e che nel suo laboratorio aveva come compito particolare quella di occuparsi delle configurazioni. Abbiamo incominciato a incontrarci una prima volta il 22 ottobre del 2008, con una certa regolarità ci siamo incontrati fino a novembre del 2009. Purtroppo abbiamo consegnato, ci siamo incominciati a scambiare i vari materiali, quindi il manuale LOINC, il database LOINC, il software Lerma per incominciare a fare le mappature, e abbiamo incominciato a lavorare effettivamente. Come primo approccio, siccome era tutto in inglese, abbiamo detto ok, cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare, perché avessimo avuto il dottor Pradella giusto dietro l'angolo saremmo andati a lezioni da lui, ma non ce l'hanno concesso, quindi abbiamo dovuto fare il famoso fai da te. E abbiamo incominciato quindi a tradurre il manuale per cercare di capire com'era configurato il manuale LOINC, com'era strutturato e quant'altro. Poi abbiamo detto ok, proviamo, lanciamoci. Ci siamo presi le nostre analisi, quindi ci siamo estratti i nostri dati di configurazione da alcuni laboratori, abbiamo selezionato in particolare un dataset minimo, che era quello che questi laboratori mandavano a noi come molinette, quindi abbiamo detto prendiamo 200-300 analisi e vediamo cosa riusciamo a fare. E abbiamo incominciato ad utilizzare il software Elma per la mappatura di queste codifiche. E anche qui devo dire abbiamo avuto dei seri problemi, abbiamo recuperato questi elenchi con una modalità ovviamente e dai, su. Allora, abbiamo innanzitutto creato un unico file di tutte quelle dei vari gruppi, dei vari laboratori, e le abbiamo inserite in un unico file prima di darle in pasto a questo software. Ma cosa è successo però? Noi gliel'abbiamo dato secondo le specifiche, ma lui parlava inglese e noi italiano. E lì è stato un disastro, nel senso che proprio non abbiamo fatto nulla di fatto in questa situazione. Quindi abbiamo capito che dovevamo procedere in un altro modo. E infatti qui vi faccio vedere le criticità che abbiamo incontrato: difficoltà di mappatura con Relma per motivi di lingua, ovviamente, necessità di confronto con altri gruppi, ed ecco che nasce il nostro problema, il nostro incontro con il dottor Pradella, il CNR e quant'altro, proprio perché per scambiarsi le esperienze, perché all'epoca, quando noi abbiamo incominciato, l'Italia in questo campo era assolutamente assente, oserei dire, quindi e c'era un'altra difficoltà nell'abbinamento che avevamo tra le analisi materiali e la tecnica utilizzata. Molto spesso in questo database noi verificavamo questo problema. Il tempo, cioè ci va molto tempo, perché quando noi ci incontravamo riuscivamo sì e no, anche se poi abbiamo preso un certo ritmo un po' manuale, organizzativo, perché ci siamo creati noi dei database di confronto e giocando su Google per la traduzione, eccetera. È stato molto empirico il nostro inizio, devo dire, però comunque siamo riusciti sì ad arrivare a circa una traduzione di 200 analisi, ma è stato piuttosto complicato e non avevamo nessuna sicurezza, perché mentre noi abbiamo un'analisi, magari su Relma ci sono, sul database LOINC, scusate, ci sono tantissime altre scelte, e fortunatamente quello che ci aiutava era la metodica. Allora giocando su queste caratteristiche riuscivamo a trovare. Questi però sono stati problemi che abbiamo dovuto affrontare e che con strumenti magari più adeguati e con una traduzione ci avrebbero potuto aiutare. Nel frattempo il progetto SIRS è partito, noi abbiamo incontrato i colleghi del CNR e quant'altro,
Cosa significa? Che si è attivato all'interno di questo progetto generale la costituzione di gruppi di lavoro, quindi sono stati arruolati volontari, così 31 laboratoristi incaricati proprio dai direttori generali. I poverini sono stati più o meno come voi, insomma, se non ho capito male. Come si dice, abile arruolato. Questi laboratoristi ci siamo incontrati, abbiamo incominciato a fare dei corsi di formazione sui LOINC e abbiamo anche iniziato a fare degli incontri operativi in cui ci siamo scambiati tutta una serie di informazioni e l'abbiamo richiesto loro di fornirci dal loro sistema LIS dei file in Excel contenente la loro configurazione per incominciare a lavorarci. Quindi noi, gruppo, diciamo, tra virgolette, iniziale, abbiamo incominciato a lavorare su queste cose. Loro ci hanno fornito delle informazioni, abbiamo quindi preso, li abbiamo divisi comunque, perché ce l'ha con me questo signore, gruppo microbiologia, gruppo chimica clinica, li abbiamo divisi in gruppi a seconda delle loro competenze. Cioè, li abbiamo un po' interrogati, abbiamo detto chi si occupa di più di microbiologia per cortesia, insomma, e loro si sono suddivisi. Ecco, adesso per tornare indietro sarà la fine. Ecco, li abbiamo divisi in 5 gruppi, questi 31 volontari, e a seconda delle loro competenze, perché in fare questo discorso di mappatura, come giustamente spiegava il dottor Cavarpino, va bene, va meglio, dovevo darti tutto il titolo, è anche difficile. Se poi parliamo della microbiologia, tanto quanto la chimica clinica, quasi ci si arriva, ho visto dai colleghi, perché io, come dico, più che emocromo non è che sappia tanto di più. Per quanto riguarda la microbiologia diventa una tragedia, perché ci sono i materiali, le provenienze, che ne so, poi i batteri, terribile. Per cui bisogna trovare una persona che veramente ci capisca in tutte queste cose. Fatto quest'ultimo, abbiamo richiesto lo schema, come vi dicevo, e in questo schema che loro ci hanno mandato, veramente sono stati bravi, il codice analisi del loro LIS, in modo da avere il nome dell'analisi che loro davano, la descrizione che avevano sul referto, il materiale, il codice regionale purtroppo era l'unico punto di contatto che avevamo, per cui anche se non ci piaceva, quello c'era e quindi quello ci siamo presi, la metodica, perché quella influenza tutta una serie di altre cose, le unità di misura, sono stata proprio lente, e gli eventuali commenti. E va bene, detto questo, ecco, a prova che me li hanno mandati, ve li faccio anche vedere, che sono stati bravissimi, e abbiamo incominciato a elaborare l'accordo. Abbiamo quindi raccolto questi dati, abbiamo detto, li abbiamo inseriti in un unico database che abbiamo elaborato, li abbiamo ordinati per codice regionale, e siccome le Molinette era il più grosso e poi era il mio ospedale, io mi sono permessa di arrogarmi il diritto di dire li dividiamo per settore, quello nostro, e hanno subito questa cosa, giusta o sbagliata, era un minimo, almeno avere un minimo di parametro. Li abbiamo ordinati per codice regionale, perché era l'unica possibilità che avevamo per vedere. Voi sapete che le analisi oltretutto hanno lo stesso codice regionale, ma magari sono diversissime, e quindi abbiamo così potuto eliminare tutte le parti di codici doppi, cioè a volte la stessa cosa la diciamo in modo diverso, ma è sempre lei. Infine li abbiamo divisi, come dicevamo, per settore, il famoso settore, che abbiamo creato dei file che dovevano essere distribuiti ai gruppi. Dovevamo addestrargli i gruppi per la mappatura e quindi iniziare questa operazione. Ci siamo fermati al punto 0 del punto 1, questo purtroppo, speriamo di ricontinuare. Io vi ho raccontato questa nostra esperienza e quello che vi posso dire è che ha una sua comunque riconosciuta importanza ormai, perché in Piemonte esiste questo nomenclatore, diciamo così, che non è assolutamente consono a quella che poi è la realtà dei laboratori. Tramite questo nuovo strumento si voleva proprio rivedere tutto il nomenclatore regionale alla luce di questo, quindi era un metodo per ottenere anche questo secondo risultato, e permetteva, in situazione come quella che stiamo vivendo per esempio noi, dove da 3 laboratori differenti di 3 aziende sanitarie dobbiamo diventare un unico laboratorio
con un'unica quindi configurazione e un'unica possibilità di non costringere tutti a riconfigurare tutto quanto, perché o comunque sarebbe molto più semplice, perché c'è già un qualcosa in mezzo che ci dice la mia A e la tua B, e quindi agevola il lavoro. E siccome sappiamo benissimo che questo ci cadrà sulla testa comunque anche successivamente, noi vorremmo cercare di attrezzarci. Grazie.